Segretario generale, lei è stato segretario nazionale del sindacato dei pensionati della UIL. Nel suo ruolo ha partecipato a numerose iniziative internazionali, sempre della UIP, quindi conosce molto bene le problematiche dell'ERPA, dei sindacati nell'ambito dell'Europa Unita. Beh, ho fatto tanta esperienza in questo campo perché sono stato segretario nazionale per 15 anni della UILP e ho seguito sia le pensioni, cioè tutta la previdenza, che questa era, penso, per un sindacato pensionati la parte più importante, e poi l'internazionale, che mi ha permesso di conoscere non solo l'Europa ma anche l'America Latina, in quanto la mia attività è stata prettamente dedicata al Brasile, perché con il Sindinavi, che è il sindacato brasiliano dei pensionati, la UILP ha contribuito molto a far crescere questa organizzazione e anche a confrontarci sul sistema previdenziale dei due paesi. Noi illustravamo quello nostro nazionale e loro cercavano di imitare le norme di tutela dei pensionati. E anche in Brasile poi questa attività mi ha dato una grossa soddisfazione, perché la UILP è riuscita a far nascere un centro polivalente per i bambini di una favelas di San Paolo, e tanti bambini sono usciti, ragazzi, con una cultura diversa, perché si facevano corsi di informatica, di ballo, di cucito, e in una favelas ha rappresentato molto, e questa è stata anche, oltre che un'esperienza di lavoro sindacale, ma anche umano, di rapporti con la gente povera di quel paese. Lei ha fatto un certo rodaggio anche nella FERPA, sostituendo il segretario generale italiano. Diciamo, il rodaggio l'ho fatto perché da quando poi ho avuto la delega a seguire l'internazionale sono entrato prima nell'esecutivo della FERPA, tanti anni fa, e poi nel 2011 al congresso di Venezia sono stato eletto membro della direzione della FERPA. E nel 2017 ho sostituito Carla Cantone, che era il segretario generale della passata legislatura, che per problemi familiari non poteva esercitare il ruolo, e l'esecutivo mi ha nominato segretario generale interim per 6 mesi, ed è stata anche quella una grande esperienza che probabilmente ha dato anche l'avvio a questa mia candidatura in nomina a segretario generale. Lei arriva in questo ruolo di segretario generale da qualche mese alla FERPA in un contesto europeo però affatto omogeneo, quindi nel quale si rafforzano le tendenze autonomiste a livelli nazionali, parliamo della Spagna, parliamo del Belgio, anche europei. Il caso Brexit è la punta avanzata, ma l'euroscetticismo preme. Il ruolo della FERPA risulta forse ancora più importante, quindi una grande organizzazione europea nata a tutela dei pensionati e degli anziani, proprio costoro che possono non usufruire appieno dei loro diritti in un'Europa così vivace, se vogliamo utilizzare un eufemismo. Coloro che hanno però vissuto il periodo migliore forse dell'Europa, cioè un'Europa comune e pacificata. Come intende sviluppare questo suo ruolo di segretario generale in questa situazione così complessa? Credo che è una fortuna avere un riconoscimento così importante per il segretario generale della FERPA, però coincide sempre, tutte le mie nomine importanti hanno coinciso sempre con periodi abbastanza critici. Oggi mi ritrovo segretario generale della FERPA e devo svolgere un ruolo in una situazione, come lei ha illustrato, abbastanza complessa. Ma è abbastanza complessa perché è l'altra faccia di quello che hanno creduto i pensionati attuali, gli anziani attuali, perché come diceva lei, questi anziani hanno contribuito all'unità di questa Europa. Oggi invece si ritrovano ad affrontare delle elezioni europee che ci saranno a maggio, con tanti nazionalismi, devono imparare il nazionalismo, il populismo, il sovranismo. Noi eravamo abituati al riformismo, che era una parola che legava molto la società, riformare per star meglio, riformare per avere un welfare più solidale, no? E ci ritroviamo in questo clima. Io credo che però dobbiamo affrontare con grinta. Dobbiamo affrontarlo innanzitutto cercando di non comportarci come fa la politica,
cioè alcuni stati in questa Europa sono contro il progetto europeo, sono proprio contro il progetto europeo, che per noi è come un tornare indietro, cioè percorrere una strada buia che non vogliamo percorrere, perché la nostra generazione, come diceva lei, non abbiamo affrontato guerre, ma i nostri padri, i nostri nonni sì, e noi dobbiamo lasciare un'Europa come ce l'hanno lasciata i nostri padri anche ai giovani, ma non però un'Europa burocrate, che sono i motivi che questi sovranisti e populismi ne fanno uso per dargli contro. Noi invece vogliamo cambiare l'Europa stando in Europa, cioè creare le condizioni di un'Europa più solidale, più sociale. Dobbiamo dire basta a questa Europa che magari mi fa diventare esperto di PIL, di spread, mi fa tutte nozioni di quanto incide i vari sforamenti di bilancio dei singoli stati, ma non si parla più di solidarietà, di costruzione di un'Europa di popoli, dove tutti noi, al di fuori dell'età che abbiamo, che i cittadini hanno, specialmente in Europa che tende a invecchiare, che abbiano gli stessi diritti, le stesse possibilità di crescere come noi. Le porto un esempio: noi abbiamo avuto un esempio molto problematico con l'Europa burocrati. Abbiamo fatto nel 2013 un'iniziativa sull'ICE, sulla non autosufficienza. L'Italia addirittura è un paese che ancora non ha una legge sull'autosufficienza, è una legge che una direttiva volevamo per poter dare una direttiva a tutti gli stati, anche legislativa se era possibile, di indirizzo che tutti gli stati avessero appunto una legge sulla non autosufficienza, sulla sanità di lunga durata anche per persone che hanno problematiche. Sembrava fatta, eravamo pronti per raccogliere 1 milione di firme, 7 paesi erano già attrezzati per partire il giorno prima della scadenza dell'iter burocratico. Ci hanno detto no, senza nessun motivo. Il motivo credo che sia stato non quello giuridico, ma prettamente economico, legato a quanto sarebbe costato questa direttiva. Noi non vogliamo questa Europa, noi vogliamo un'Europa invece che tenga conto, perché era una legge non solo per i cittadini anziani, ma per i cittadini di tutte le età, perché la non autosufficienza è un problema europeo di tutti i cittadini. Ed ecco perché in questo contesto io devo cercare di attrezzare la FERPA affinché sia protagonista del cambiamento e non sia solo lì ad aspettare gli eventi. Ed ecco perché poi abbiamo fatto tutta una serie di iniziative. Qual è il suo obiettivo? Lei ha parlato di vari aspetti, ma l'elemento cardine della sua segreteria? In questo momento, appunto, in questa Europa e in questo momento di campagna elettorale, l'argomento principale è quello di mandare dei segnali ben precisi. La CES ha elaborato proprio un opuscolo sui problemi vari in Europa, no? E da inviare a tutte le forze politiche europee. Io ho ritenuto che invece i pensionati hanno bisogno di essere più incisivi, andare a fare politica porta a porta, cioè arrivare dal singolo candidato. Ed ecco perché, a differenza dell'ultima volta delle elezioni, che anche noi avevamo fatto un opuscolo su tutti i vari problemi che i pensionati hanno in questa Europa, noi abbiamo voluto invece fare una cartolina che con 3 punti fondamentali, che sono i 3 diritti fondamentali dei pensionati in Europa, dei diritti fondamentali. E questa cartolina con questi 3 punti verrà inviata, e l'abbiamo sul nostro sito, se qualcuno è interessato può cliccare sul sito della FERPA e scaricare la cartolina, basta affrancarla, mettere l'indirizzo del proprio candidato e inviargliela. Tutte le organizzazioni faranno questo, in modo che prima delle elezioni qualunque candidato avrà, o forza politica avrà, una cartolina con 3 punti fondamentali. È quello che racchiude tutto. I 3 punti fondamentali che sono: il diritto a una pensione pubblica, ma che sia dignitosa anche della vita che uno deve continuare a fare anche da pensionato e da anziano. Non può essere ogni volta decurtata in base alle esigenze economiche del proprio paese su sollecitazione dell'Europa, perché l'Europa conviene con noi nel libro bianco che devono essere i sistemi previdenziali sostenibili, ma dice anche finisce la frase dicendo anche con pensioni adeguate. Le pensioni adeguate se lo dimenticano spesso i singoli stati, e pertanto una pensione pubblica adeguata è a dare una vita dignitosa.
ma una pensione adeguata per uomo e donna, perché ancora in questa Europa le donne, in base al loro lavoro che hanno fatto al saltuario per problemi familiari, per problemi proprio di tutela, non essendoci una autosufficienza, spesse volte una donna si ritrova i nipoti e anche i genitori che hanno dei problemi di non autosufficienza, ecco, non maturano gli anni sufficienti e pertanto hanno una pensione ridotta. Ed ecco perché abbiamo detto pensioni per uomo e donna, al stesso diritto. Il secondo punto, quello che dicevo, è la sanità, una sanità non solo pubblica ma anche di qualità e anche di lunga durata. Il terzo punto è la parte importante dell'invecchiamento attivo, che anche l'Europa gli ha dedicato un anno all'invecchiamento attivo, ma spesse volte ci si dimentica che l'invecchiamento attivo significa anche creare le condizioni che l'Europa consideri ancora cittadini di serie A, i pensionati e gli anziani di questa Europa, affinché possano sviluppare appieno ancora la loro voglia di fare. L'invecchiamento attivo significa invecchiare facendo, sviluppando il proprio pensiero, non stando su una panchina come a volte succede, tante belle panchine, ma leggere solo un giornale e finire la propria giornata dicendo adesso che l'ho letto che faccio? Mi vuole partecipare a quello che legge, a quello che è la società. Questo è l'invecchiamento attivo, non solo fisico ma anche mentale. Questi sono i tre punti fondamentali che noi abbiamo messo nella cartolina e credo che non bisognava scrivere 20 pagine per dire questo, bastava dirlo in 3 righe e così l'abbiamo fatto e messo nella cartolina. Uno dei campi più delicati, dei momenti più delicati anche per la FERPA, la Brexit, che potrebbe diventare un elemento di ulteriore indebolimento dei pensionati, stessi pensionati del Regno Unito, ma anche dei comunitari, dei pensionati comunitari nel Regno Unito. Ecco, che cosa intendete voi fare? Avete delle priorità in questo senso? Innanzitutto il lato positivo all'interno del sindacato è che le organizzazioni di quel paese non sono uscite né della CES né della FERPA. Questo già è positivo, che ci permette di lavorare insieme. Stiamo aspettando noi della FERPA quello che deciderà anche la CES, perché il segretario generale della CES, Luca Visentini, ha incontrato il capo delegazione che sta trattando appunto l'accordo della Brexit tra appunto il Regno Unito e Unione Europea, con tutti i problemi che si conoscono, perché è preoccupata la CES, ma che ci preoccupiamo anche noi, è che qualunque cosa succeda non deve essere poi una parte negativa per l'occupazione, per chi lavora lì, per la mobilità all'interno dell'Europa, per la pace in Irlanda, perché insomma l'Irlanda del Nord ha un pensiero un po' diverso e pertanto potrebbero esserci dei motivi che sono abbastanza delicati. Credo che noi affronteremo il problema insieme alla CES quando poi si sarà delineato completamente il quadro di come sarà, se ci sarà un accordo o una uscita del Regno Unito senza accordo, allora sarebbe ancora più drammatico e vedremo nei prossimi mesi. L'importante è stare insieme e decidere insieme con i sindacati di quel paese. Ed a proposito del rapporto della FERPA con la CES, la FERPA fa parte della CES, ovviamente, come lei ha poc'anzi accennato, ma non ha ancora il diritto di voto, anche nonostante siano passati degli anni e nonostante vi sia un dibattito aperto e da tempo perseguito dalla FERPA. Sarà questo elemento prioritario nel prossimo congresso della Confederazione Europea dei Sindacati per quanto riguarda la FERPA? È un obiettivo fondamentale, perché quando verso l'esterno, verso l'Europa, diciamo, vogliamo un'Europa solidale per tutti i cittadini, al di fuori dell'età, non ci deve essere una discriminazione legata all'età. Questo vale anche all'interno della CES, perché la CES, il comitato giovani ha ottenuto il diritto di voto perché era giusto, il comitato delle donne ha avuto il diritto di voto come è giusto. Mi sembra adesso non giusto non dare il diritto di voto ai pensionati, perché è rimasta solamente una discriminazione legata all'età. Dobbiamo prendere un'iniziativa abbastanza forte. Io ho già scritto personalmente a tutti i segretari generali
quelli che hanno votato contro nell'ultima conferenza di mandato, chi si è astenuto, che l'astensione è come se avesse votato contro, e chi non ha votato, pregandoli uno per uno di incontrarli per spiegargli le nostre ragioni. Noi vogliamo avere un ruolo che aiuti l'Europa, che aiuti la CES ad affrontare alcuni temi, perché i pensionati, ci dobbiamo ricordare, sono ex lavoratori, perché loro parlano di problemi che riguardano i lavoratori e condivisibili, ma i pensionati sono ex lavoratori, ed ecco perché dobbiamo affrontare un tema della dignità della FERPA anche all'interno della CES. Ma dobbiamo farlo però in modo attivo. L'accordo sul pilastro sociale firmato in Svezia, lì ci sono tutti i punti che noi abbiamo riportato nella cartolina. Per affrontare quelli, perché quello è un accordo che il Consiglio europeo l'ha approvato, il Parlamento l'ha approvato, la Commissione l'ha approvato, tutti, pertanto è un accordo applicabile, senza sanzioni e non impegna i paesi. Allora dobbiamo essere noi come sindacato a cercare di fare applicare quell'accordo che riporta appunto nella parte che riguarda il sociale i pensionati. Allora noi dobbiamo avere il diritto di voto e anche affrontare in modo attivo argomenti che interessano la CES, proprio per dargli il significato che non vogliamo solo votare, ma siamo anche un'organizzazione che vuole essere attiva ad affrontare insieme alcuni problemi tipo questo che interessa tutto il sindacato europeo. Attualmente la FERPA non ha una segreteria, perché ha un segretario generale e una direzione e un esecutivo, con tutte le problematiche, perché poi la segreteria non è che sta tutti a Bruxelles tutte le settimane come il segretario generale, ma sono presenti in tutti i paesi, con problemi economici, di partecipazione. E allora ho cercato anche lì di rivoluzionare, non solo chiedere il diritto di voto, ma anche rivoluzionare un po' la conduzione della FERPA. A ogni membro della direzione della FERPA ho assegnato una delega per affrontare appunto i problemi che le dicevo, cioè l'autosufficienza, la povertà, le pensioni, la povertà energetica. Io sono stato in Spagna, a Madrid, a incontrare le organizzazioni sindacali e mi parlavano della povertà energetica. Ci sono tanti anziani che non hanno le risorse per poter avere il riscaldamento o pagare la bolletta della luce se non si trovano delle tariffe agevolate per questo mondo. Ed ecco perché bisognava affrontare, e io ho ristrutturato e oggi posso dire sì, è una segreteria allargata, ma sono membri della direzione che ho assegnato una delega, ma questi stanno ai primi giorni, vedremo, perché non è che poi c'è la bacchetta magica che in un mese può funzionare tutto, ma è una cosa a cui credo, perché dobbiamo avere il voto, avere una struttura che sia attiva e raggiungere gli obiettivi, quello me lo dicevo prima, perché l'accordo svedese è un accordo importante e bisogna anche cominciare a raccogliere i propri frutti.